È una decisione che rispettiamo, anche perché questi eventi comportano delle attenzioni particolari sul territorio, per cui un evento, perché abbia una buona riuscita, prima di tutto serve che ci sia la massima sicurezza, l'incolumità pubblica, e su questo non si può scherzare, per cui qualche piccolo sacrificio, forse sì e forse no, bisogna farlo, per cui insomma andiamo avanti con estrema tranquillità. Rientra nella categoria sacrifici inevitabili la scelta della Prefettura di Belluno di chiudere le scuole a Cortina tra il 10 e il 12 febbraio, giorni clou per le Olimpiadi, non solo per lo sport, vista anche la presenza del Capo dello Stato. Per chi rimane a casa si studiano però alternative che rientrano nel pieno spirito olimpico. Adesso proprio la Fondazione sta ragionando affinché questi ragazzi possano essere di fatto in questi giorni di chiusura attivi e partecipi a questo evento. Rimarrà anche in loro un grande ricordo quando saranno più grandi. Ma la sfida va oltre Cortina e riguarda le nuove generazioni in una montagna alle prese con un inverno demografico ormai perenne. A Belluno l'assessore allo sport ha promosso l'installazione di maxi schermi in piazza per collegare il capoluogo a Lampezzo e promosso iniziative nelle scuole. Stiamo trasmettendo informazioni, stiamo facendo cultura intorno allo sport, perché ricordiamo che le Olimpiadi non sono solo delle competizioni di altissimo livello sportivo, perché ogni nazione mette in campo i migliori atleti disponibili, ma sono anche occasione per parlare di valori, e questo a noi interessa soprattutto per la popolazione più giovane. Ritornare attrattivi per i giovani, dunque. I Giochi Olimpici in casa dimostrano che forse non occorre andare lontano o che perlomeno si possono aprire nuove opportunità. Perché noi dobbiamo prendere sempre spunto a Milano, alla Movida di Milano, a tutti questi momenti così gioiosi che a Milano, poi arrivi a Milano e vai a dormire magari in un sottoscala, fai fatica a pagarti a fine mese perché un 1.500-1.800 euro di affitto sono tanti. Qua abbiamo praticamente tutto, però dobbiamo crederci, e il crederci non lo si compra al supermercato, lo si crea.